Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Commovente incontro domenica pomeriggio a Tualis per ricordare Don Pierluigi Di Piazza. In tanti hanno risposto all'invito del fratello Vito di partecipare ad un momento di riflessione e preghiera nel cimitero in cui è sepolto il sacerdote dell'accoglienza. Nemmeno dopo la morte, Don Pierluigi Di Piazza smette di sollecitare le nostre coscienze ed arricchire il nostro animo. Da quando è stato sepolto nella sua Tualis, il pellegrinaggio al cimitero del paese è stato costante, un'occasione di saluto, di riflessione, di condivisione interiore. Quello che si è vissuto domenica, vicino alla sua tomba, è stato un incontro collettivo, profondo, commovente. In tanti hanno risposto all'invito del fratello di Pierluigi, Vito, di ritrovarsi non per una cerimonia commemorativa, ma per quello che è stato a suo modo un momento di preghiera, pochi giorni prima della festa di Ognissanti. C'erano i canti più amati da Don Pierluigi, sono state lette alcune sue riflessioni, che oggi, ancora di più, ci spingono a mantenere lo sguardo alto e a puntarlo lontano. Ci indicano la strada e ci danno coraggio, ci sostengono nel nostro cammino quotidiano e ci donano speranza. In una modalità inedita, questo sì, certamente diversa da quella che i presenti avrebbero voluto, ma non per questo meno intensa e profonda, a Tualis, tra le montagne amate da Pierluigi, quelle che gli hanno insegnato a guardare oltre, senza mai girarsi dall'altra parte, il dialogo con il sacerdote dell'accoglienza si è nutrito di nuovi elementi. A fare da colonna sonora le musiche del maestro Giuseppe Tirelli con il suo gruppo, il coro dell'associazione culturale Le Colonne. Poi le riflessioni dello scrittore e saggista laureato in filosofia Fabio Turchini. E le parole di Pierluigi, tratte dai suoi libri, lette dall'attrice Aida Tagliente, che di Don Di Piazza è stata allieva all'Istituto d'Arte di Udine. Tra i vari brani proposti, quello del racconto della prima messa celebrata proprio nella chiesa di Tualis. La gente che era nella sinagoga teneva gli occhi fissi su Gesù. Allora egli cominciò a dire: «Oggi si avvera per voi che mi ascoltate questa profezia». Questo è il passo del Vangelo che una domenica di molti anni fa ho scelto di leggere e commentare per la celebrazione della mia prima messa. Era il 19 ottobre del 75 e vivevo l'Eucaristia nella chiesa del mio paese natale, Tualis, in Friuli, per essere più precisi nell'Alta Valdegano fra le montagne della Carnia. Un piccolo paese a 900 metri di altitudine che offre una vista suggestiva sull'intera vallata. Un piccolo paese purtroppo sempre più disabitato e a cui io mi sento tuttora molto legato, come alle radici dell'esistenza. Ero stato consacrato prete solo il pomeriggio precedente, sabato 18 ottobre. Un momento atteso da me con una certa tribolazione e condiviso con consapevolezza, senza enfasi e retorica, dalla mia famiglia, da mio padre Tranquillo, mia madre Maria, mio fratello Vito e, come accade nei piccoli centri in occasioni di questo tipo, dall'intera comunità. Molto toccante è stato l'intervento del professor Angelo Floramo, che ha raccontato del percorso da lui stesso intrapreso, insieme alla futura moglie, con Pierluigi in preparazione del matrimonio. E io ricordo all'epoca che ti dissi: ma Pierluigi, tu mi conosci, io sono molto imbarazzato perché io, lo sai bene, non credo in Dio. E come faccio a sposarmi davanti a te che sei un ministro di quel Dio, che tu non solo vivi ma canti? Io non credo in Dio. E tu sei rimasto zitto un attimo, poi ti sei tolto quegli occhialetti che portavi mentre leggevi le cose e hai detto: beh, che problema c'è? L'importante è che lui creda in te. E quello ovviamente ha creato un abisso nella mia esistenza, che devo dire la verità, devo ancora colmare. Non ho ancora ben compreso. Sono rimasto folgorato da una risposta che è diventata da dubbio metodico, quell'ansia di ricerca che non si ferma mai. È spettato al fratello Vito chiudere l'incontro, spiegandone il senso e immaginando la reazione di Pierluigi a quell'incontro nel cimitero di Tualis. È un momento di grande preghiera,
perché pregare non vuol dire solo rapportarsi a tu per tu chiedendo dei favori che sta sopra di noi. Preghiera è musica, è canto, è stare assieme, relazionarci, amarci uni con gli altri, sentirci vicini e darci conforto. Questa è preghiera e quello che stiamo vivendo è preghiera, sicuramente, profonda. E se Pierluigi oggi tornasse qui mi direbbe: ma cosa state facendo? Ma queste cose non sono solo per me, no, perché era solito, anche quando riceveva premi, ne ha ricevuti tanti, dire: io vado oltre, devo guardare oltre, ringrazio tutti quelli che mi hanno premiato, quelli che hanno fatto sì che io possa ricevere i premi, cioè tutti i suoi collaboratori, ma sono portato a guardare oltre, a guardare avanti. E oggi direbbe: ma questa cosa, siccome lui era generoso, condivideva con gli altri, direbbe: queste cose, quello che avete fatto oggi è intanto per tutti i morti di questo cimitero, poi per tutti i morti dei cimiteri della nostra valle, della nostra Carnia, del nostro Friuli, per tutti i morti dell'Italia e del mondo, per i martiri e per quelli che non hanno sepoltura degna. E Pierluigi diceva: permangono in me vive le sensazioni della preghiera in cimitero la sera dei morti. Tutto il paese era lì raccolto per un rapporto misterioso e percepibile con coloro i cui corpi erano lì sepolti, mentre il freddo pungente si faceva sentire e i contemporanei rintocchi delle campane dei paesi della vallata giungevano con risonanze misteriose. E appunto le risonanze che oggi mandiamo dal cimitero di Tualis fuori di Tualis, perché Pierluigi voleva così, non per sé, ma per tutti. E concludo con un'altra sua citazione che credo sia importante. Dice: ci sono morti più vivi dei vivi. Ho ascoltato questa affermazione di fede nella vita oltre la morte sulle Ande della Colombia. Morti fisicamente, che hanno vissuto in modo così significativo da seminare di bene le nostre vite, la storia umana, che continuano a vivere molto più vivi di coloro che vivi fisicamente comunicano ingiustizia, violenza e morte. Lui e tanti altri sono queste persone vive. Crediamo anche in questo. Grazie per essere qui presenti di nuovo e avremo anche occasione per ritornare assieme accanto a Pierluigi che continua a stimolarci e sollecitarci. È in corso a Udine la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza convocata dal prefetto Massimo Marchesiello sul tema Borgo Stazione, da decidere se e quando fare entrare in servizio la pattuglia militare che dovrebbe fare la spola tra l'ex caserma Cavarzerani e la stazione. Ascoltiamo il prefetto Marchesiello. Saranno 3 militari con una pattuglia automontata che farà quindi con fasce orarie diverse, vigilanza, quindi passaggi dinamici presso la Cavarzerani, un percorso già individuato col questore, e soprattutto in orari post pomeridiani notturni nella zona di Borgo Stazione. Saranno quindi 3 muniti, quindi con
armi lunghe e ad armi corte, con il dispositivo che comunque devono avere, e sono assolutamente autonomi. Ovviamente ogni tanto faranno dei passaggi e soste in determinati punti, e saranno sempre in contatto con la sala operativa della questura in caso di situazioni, insomma, di difficile gestione. Quindi saranno comunque autonomi fino a che poi la situazione, le turbative dell'ordine pubblico non siano così forti che richiede anche la presenza di operatori delle forze armate. In quali casi potranno per esempio intervenire direttamente? Vabbè, nel caso assistano a un reato loro hanno la possibilità di farlo in autonomia, ecco. Quindi in questo sono autonomi, però c'è sempre comunque il contatto stretto con la sala operativa della questura. Intanto sono state attivate dei monitoraggi sulla zona già questo fine settimana? Sì, infatti abbiamo già concordato, perché noi abbiamo chiesto da quando erano disponibili, però giustamente con le forze dell'ordine che già questo fine settimana, comunque ripetendo quello che è stato fatto quest'ultimo fine settimana, faranno dei controlli insieme alla polizia locale a Tenaglia e con molti fermi, molte ispezioni e comunque attività di identificazione. Ufficialmente a partire dalla prossima settimana? Sì. H24. Sì, H24, esatto. Sono stati dislocati da Palmanova, è corretto? Sì, era una pattuglia che era in collaborazione sempre per il fenomeno dell'immigrazione clandestina presso il Casello, quindi da Palmanova, dove diciamo al momento la situazione è meno difficoltosa, e considerando che comunque tutti questi militari che sono coordinati nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, e al momento sono un'ottantina, ma che comunque rimarranno a presidio dei valichi di Tarvisio. Entreranno quindi in funzione operativi la prossima settimana, si prevede già per quanto tempo? Ancora non è stato posto? Adesso vediamo come va la situazione, insomma, monitoriamo, è un meccanismo molto duttile, elastico, quindi lo adattiamo alle esigenze del territorio, di tutta la provincia. Insomma. E con che mezzo si muoveranno, e anche a piedi? No, assolutamente con una macchina del militare. Potranno agire anche in autonomia, non necessariamente insieme alle forze dell'ordine o un membro delle forze dell'ordine insieme a loro? No, se assistono a dei reati possono intervenire in autonomia, però ripeto c'è sempre il coordinamento stretto con la sala operativa, quindi caso per caso, ma è inutile stare a semplificare. Eventualmente dovesse servire, si potranno aggiungere altre pattuglie oppure a seconda del comando? Allora io dico speriamo di no, perché poi i numeri sono ridotti proprio in relazione alle necessità che sono della crisi internazionale. Abbiamo già avuto delle limitazioni ultimamente, proprio perché la crisi internazionale aveva preso una piega. Quindi vediamo, è molto elastico e vediamo di volta in volta. Insomma. È stato fatto il punto anche sugli ultimi controlli interforze, ci sono dei dati aggiornati? Sì, dati importanti, insomma l'impegno è stato forte, se volete ve lo leggo, ma anche il questore li aveva già anticipati. Nelle 2 giornate sono stati impiegati 8 dipendenti della Polizia di Stato, 2 equipaggi del reparto prevenzione crimine, 4 militari dell'Arma dei Carabinieri, 2 militari della Guardia di Finanza e 12 dipendenti della Polizia Locale, comunque ha fatto anche un'ottima attività di controllo. Complessivamente 182 persone controllate, 34 esercizi pubblici e attività commerciali controllati, 1 persona arrestata per spaccio, 3 persone indagate per inottemperanza ordine del questore, 1 contestazione all'articolo 75 da 309 e un invito a presentarsi presso ufficio immigrazione. Insomma, comunque un impegno forte che insomma, magari viene sottovalutato, però insomma, c'è stato, e quindi di questo ecco, rendo atto e ringraziamento alle forze dell'ordine e anche alla Polizia Locale. Piccola pausa per la pubblicità, ci vediamo tra poco, da voi la linea. Bentornati a Da voi la linea. Lutto a Pordenone, dove ieri a 52 anni è mancato Alfio Scandurra, diventato famoso per il suo forte legame con l'asino Fiocco, con cui aveva attraversato il Friuli, raccontando i suoi viaggi in documentari e libri. Amante della natura ed ex rugbista, lascia un enorme vuoto in quanti lo hanno conosciuto e amato.
Con il suonato asino Fiocco aveva attraversato il Friuli e non solo regalato emozioni ai bambini ma anche agli adulti. Alfio Scandurra, l'uomo degli asinelli, ha visto interrompersi bruscamente il viaggio della sua vita. Si è spento a soli 52 anni lunedì all'hospice di San Vito al Tagliamento a causa di una malattia che non gli ha dato scampo. Nato a Pordenone da genitori siciliani, lavorava come giardiniere, era specializzato nella potatura di grandi alberi in tree climbing, amava la natura e lo sport. Era stato rugbista e capitano della squadra di Pordenone. La notizia della sua prematura scomparsa si è subito dilagata attraverso i social che da buon blogger aveva imparato a gestire anche per dar sfogo e spazio alla sua attività letteraria e di camminatore. Proprio al fianco di Fiocco, Alfio aveva raggiunto il grande pubblico raccontando le sue avventure da video travel blogger nel documentario In Friuli fuori dal mondo, realizzato con l'amico giornalista Pier Giorgio Grizzo, che oggi lo piange. Alfio, dice, ha lottato con grande dignità contro la malattia, organizzando uscite con gli asini fino a un mese fa. È sempre stato ottimista. Il miglior modo per ricordarlo, conclude Grizzo, sarà quello di organizzare qualcosa in sua memoria davanti a un fuoco. In Di asini e di boschi, il mio ritorno al selvatico, uscito nel 2020 per Ediciclo Editore, Alfio aveva raccontato come la sua vita fosse cambiata semplicemente cambiando il modo di percorrerla, ovvero proprio con la camminata lenta e attenta ai dettagli, in compagnia dell'adorato asino Fiocco. Alfio lascia nel dolore i 3 figli, un nipotino, 3 fratelli e la mamma, a piangerlo anche la madre dei suoi figli e la nuova compagna. Ad occuparsi di Fiocco e degli altri adorati asinelli ora sarà la famiglia di Scandurra, che cercherà anche chi la potrà aiutare in questo compito. Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno riempito i social, a testimonianza del forte impatto emotivo che Scandurra era riuscito a trasmettere. Il 25 novembre alla LEF di San Vito al Tagliamento si svolgerà un Recruiting Day, coinvolte 15 aziende friulane che cercano oltre 200 lavoratori nel campo della manifattura, dell'informatica e non solo. In prima fila nell'iniziativa la Regione e l'Agenzia per il Lavoro Umana. Stamattina a Pordenone la presentazione della giornata. Assessore Rosolè, un appuntamento importante per il mondo del lavoro, un Recruiting Day, insomma le aziende di Udine e di Pordenone che cercano delle figure. Questo è importante perché significa che il lavoro non manca. Il lavoro non manca, ha le sofferenze che più volte abbiamo avuto modo di dire, che è sicuramente in primis il tema demografico e il tema delle competenze. Questo recruiting ha una caratteristica ulteriore, sono 15 aziende che cercano 210 persone con competenze digitali molto avanzate. Rispetto a questo l'amministrazione regionale da anni investe sulla LEF, che sarà la sede del Recruiting Day e che è anche una delle sedi rispetto alle quali tutte le competenze digitali, anche attraverso percorsi formativi, possono trovare attuazione. La difficoltà oggi è proprio quella di trovare manodopera, specializzata in modo particolare, perché la nostra economia, insomma, il lavoro non manca fortunatamente. Nonostante alcuni segnali che ovviamente riguardano un tema geopolitico internazionale che sono legati alla guerra, al problema delle materie prime, questa regione ha credo tutte le competenze per immettere le persone all'interno del mondo del lavoro con politiche attive che possono dare risposte. Quando parliamo di politiche attive dobbiamo continuare a parlare in maniera importante soprattutto di formazione e dobbiamo parlare soprattutto della capacità di rimettere le persone al lavoro nei tempi più brevi possibile per non disperdere le loro competenze. Si parla di giovani soprattutto, ma anche la fascia, insomma, diciamo degli over 50 oggi è interessata da un momento difficile del lavoro. Rimettersi nel mondo del lavoro non è facile. Su questo la Regione come sta lavorando? La Regione sta ottenendo dei risultati molto ampi e riconosciuti anche a livello nazionale per quanto riguarda l'applicazione sia del programma GOL che del programma Piazza, rispetto al quale proprio la capacità di riformare le persone in uscita dal mondo del lavoro sta trovando attuazione. È ovvio e vale per tutte le cose nella vita che le cose devono essere fatte in maniera reciproca. La Regione può dare le possibilità alle persone sta la capacità di afferrare le opportunità. Chi interesserà questo Recruiting Day? Quali sono le figure che vengono ricercate? Quali sono le aziende che li ricercano? Importante, molto importante anche per noi perché è una modalità innovativa
che ci consente di mettere a diretto contatto le aziende con le persone. E naturalmente il nostro lavoro è rispondere a ciò che ci chiedono le imprese, ma in questo caso abbiamo voluto fare di più e abbiamo anche organizzato dei seminari che possono essere utili per le persone. Le aziende sono manifatturiere per lo più, fanno attività diverse e le figure più ricercate, al di là di farle un elenco, posso dire sicuramente i tecnici, sia ingegneri che diplomati, sono sicuramente figure di grande importanza, così come tutti coloro i quali si occupano del mondo che genericamente chiamerò informatico di fatto. A chi è rivolto questo Recruiting Day in modo particolare? È rivolto ai ragazzi che stanno cercando un lavoro, neodiplomati, neolaureati, ma anche a persone che vogliono poter cambiare la loro attività, ma anche alle persone che hanno perso un lavoro e che possono attraverso questa opportunità rientrarvi. Per quanto riguarda le figure, diceva in modo particolare ingegneri, non solo, anche per dare anche qualche altro spunto, qualche altra competenza utile. Sì, sicuramente anche figure amministrative che sono sempre richieste, poi come le dicevo tutto quello che è il mondo digital continua a essere molto richiesto da tutte le imprese, sia da chi si occupa di terziario digital, sia dalla manifattura che comunque ne ha bisogno oggi per gestire i macchinari che sono stati introdotti con Industria 4.0. Le nuvole si sono aperte per lasciar vedere l'eclissi di sole. In Friuli Venezia Giulia il fenomeno è maggiormente visibile rispetto al resto d'Italia. La percentuale massima di sole coperto dalla luna è stata del 25-27%. Abbiamo seguito il fenomeno dall'osservatorio di Talmassons, dove si è recata per noi Isabella Gregoratto. Il Friuli Venezia Giulia è la regione dove oggi l'eclissi di sole si vede in maniera più amplificata. Abbiamo appena visto il momento clou, il momento più importante, deve avere raggiunto, guardiamo ancora un attimo con la protezione, deve avere raggiunto almeno il 25, 26, 27% al massimo. Ecco, siamo con Stefano Coduti che è fondatore del circolo astrofili di Talmassons e tra l'altro è il PR, insomma, cura le pubbliche relazioni del circolo. Per voi un evento molto atteso, un evento importante, tanto più che lo ricordiamo, quest'anno il Friuli Venezia Giulia ha questo primato. Sì, abbiamo la fortuna che la fascia dove scorre appunto l'eclisse passa nella nazione dell'Italia, nel suo massimo proprio tocca il Friuli Venezia Giulia, le regioni più appunto nord-orientali. Ecco, che cosa possiamo dire di questa eclissi, anche per ricordare un po' la storia, no? Sì, possiamo dire che le eclissi sono un fenomeno noto fin dall'antichità, quando ancora gli antichi popoli rimanevano molto impressionati e poi hanno iniziato i popoli sumeri, babilonesi e anche oltre America, nel Sud America, hanno iniziato a venerare e a studiare questi fenomeni, arrivando ad oggi sapendo appunto che c'è la luna che si frappone sopra il sole e provoca questo fenomeno. In Friuli Venezia Giulia l'evento più importante che abbiamo avuto recentemente è stato nel 1999, quando l'eclissi raggiunse, scusatemi, ma quando guardo verso il sole preferisco avere la protezione. Tra l'altro per questa protezione ringrazio Alessandro Di Giusto. Ecco, si diceva che praticamente quando ci fu nel 1999 l'eclissi fu parziale, cioè non fu totale, ma insomma abbastanza forte, perché arrivammo sopra il 95%, 96%. Quindi quasi totale. Noi per poterla vedere totale abbiamo organizzato come Circolo Astrofili una carovana di automobili e siamo andati su in Austria, più sopra di Graz, appunto per trovare il punto centrale dell'eclisse dove è venuta totale, ed è stata un'emozione veramente molto molto grande, perché vedere venire buio di giorno, vedere le stelle e le mucche dell'Austria che se ne andavano a dormire e gli uccelli smettere di cantare è stata un'emozione incredibile.
Sì, beh, accade qualcosa di analogo anche qui da noi allora. Oggi appunto abbiamo detto che arriva fino al 27%, ci sono anche dei curiosi, degli appassionati arrivati qui, perché tra l'altro oggi si pensava che il cielo fosse coperto e che quindi il fenomeno non fosse sufficientemente visibile. Ma infatti noi come Circolo Astrofili abbiamo sempre organizzato queste manifestazioni aperte al pubblico. Cosa è successo però oggi? Che tutti i siti meteo, ma proprio tutti, davano nuvolo e allora abbiamo detto è inutile che andiamo in osservatorio, se ci sono le nuvole non si vede niente, tutt'al più se dovesse aprirsi facciamo da casa ognuno per conto nostro e poi relazioniamo quello che abbiamo fatto. Invece fortunatamente si è aperto. Purtroppo i soci ormai non riuscivano a organizzarsi per venire qui e sono venuto io per lei ad aprire, vedere l'osservatorio. Abbiamo qualche socio comunque. Sì, però il richiamo ha funzionato, no? Qualcosina, anche se il grosso del gruppo, mi dispiace, non ci sono, però porto i saluti anche del presidente Cristian Liberale e ripeto, tutti comunque da casa stavano cercando di fare qualcosa. Abbiamo anche un telescopio solare appunto che è specifico per poter osservare il sole, che non è qui perché ce l'ha un socio che lo sta usufruendo. Raccomando tutti quelli che volessero vedere di non guardare mai direttamente, ma avere questi filtri che si chiamano Mylar, si possono trovare in negozi specializzati, oppure almeno mascherine da saldatore, perché altrimenti bruciamo la retina e non possiamo più ovviamente vedere. Infatti siamo in chiusura, vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.